Proseguiamo quindi la lettura e il commento dell'Epistola di Paolo ai Filippesi. Prima di iniziare voglio correggere un errore di scrittura che è comparso sia la prima volta che la seconda. Ovviamente le epistole di Paolo ai Filippesi, agli Efesini, ai Colossesi, le epistole della prigionia sono state scritte tra il 60 e il 62 dopo Cristo, non avanti Cristo come era scritto nelle volte scorse. Quindi se rivedete il video vi ricompare quella C avanti Cristo, correggetelo, io ho già messo una nota nel video che è dopo Cristo, chiaramente non può essere prima della nascita di Gesù, quindi è proprio un errore di battitura di cui chiedo scusa. Proseguiamo la lettura. Avevamo concluso il nostro commento con dei versi gloriosi nell'Epistola di Paolo ai Filippesi. Vi ricordo che stiamo commentando verso per verso questa epistola, quindi è buono che teniate aperta la Bibbia, che scorriate i versi mentre li leggiamo insieme. Per facilitare la lettura ho preso come riferimenti i capitoletti con i titoli indicati nella versione nuova riveduta della Bibbia, quindi brano per brano procediamo oltre. La volta scorsa ci siamo fermati nel commento dei versi 20 e 21, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. L'Apostolo sta dando delle notizie riguardo alla sua prigionia e la notizia più bella e anche più sorprendente, se vogliamo, riguardo alla sua prigionia, quello che fa sapere ai suoi fratelli è proprio questo, che lui non è in un problema. La prigionia non è uno stop al suo servizio cristiano, non è un imprevisto, non è un fatto spiacevole che ha guastato i suoi programmi, ma lui sta dicendo ai suoi fratelli a Filippi, che quindi sono preoccupati per lui, sta dicendo: guardate che Dio sta portando avanti il suo piano e io sono riuscito a parlare di Cristo a tutte le guardie che sono venute qui a fare appunto il loro turno di guardia per controllarmi, e tutti quelli che sono venuti a casa sanno che io sono qui non perché ho commesso dei crimini, ma a motivo di Cristo, e quindi io sto continuando a evangelizzare. E diceva Paolo: ancor di più i fratelli, incoraggiati dalla mia testimonianza, stanno evangelizzando qui a Roma. E addirittura quelli che mi sono un po' nemici pensano di farmi un dispiacere, ma si stanno impegnando pure loro a evangelizzare. Quindi io mi rallegro di tutto questo. E quindi però fa una considerazione e inizio la lettura dal verso 22, quindi Filippesi capitolo 1 verso 22. Paolo probabilmente pensa che ne potrà uscire, lui si è appellato a Cesare. Le sue parole sono diverse da quelle che per esempio leggiamo nelle sue epistole a Timoteo, soprattutto la seconda epistola a Timoteo, dove lui ormai sa che è in una prigione, non è più agli arresti domiciliari, ma è proprio in prigione, in una cella ed è prossimo a morire. Qui probabilmente comprende che la sua prigionia forse ha dei margini che lo fanno sperare nella liberazione, però c'è anche una certa percentuale di probabilità, diciamo così, che possa essere condannato, che appellarsi a Cesare non gli porti la libertà. E quindi ha queste due prospettive: morire a causa del Vangelo oppure continuare a vivere, e lui dice: se io vivo, sappiate che vivo per il bene dei credenti, per continuare a evangelizzare e per curare le chiese. Quindi lui dice nel verso 22: ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa ferma fiducia che rimarrò
e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Vi faccio notare, e facciamolo sempre quando leggiamo questa epistola, che la parola gioia, la parola rallegrarsi ritorna molte volte, e anche in questo brano, questi versi dal 22 al 26 ritorna. Dice Paolo: io ho questa doppia alternativa, io ho desiderio di incontrare Cristo, lo voglio vedere faccia a faccia, quindi voglio davvero stare con Lui. E so che andare con Cristo è molto meglio, morire, diceva prima, è un guadagno per me. Quindi il mio desiderio è alla fine di coronare la mia vita di servizio incontrando colui che mi ha amato ed è morto per me. Ma dall'altra parte so che il mio rimanere qui è per la vostra utilità, quindi ci sono due alternative. Non è scontento di entrambe l'Apostolo Paolo, perché abbiamo visto, lui amava i Filippesi, e quindi rimanere per essere di frutto, di vantaggio, di incoraggiamento per i credenti, per lui era una gioia. L'altruismo di questo cuore, però, di questo cuore dato alla Chiesa, dato ai fratelli, dice, lo spinge alla fine a dire, verso 25, ho questa fiducia, sono convinto di questo, che rimarrò e starò con voi. Ci sono due possibilità, dice, una è personale, è per me, riguarda la mia vita, riguarda il mio desiderio, incontrare il Signore. Però c'è un'altra possibilità, non è personale, in qualche modo egoistica, è altruistica, ed è quella di farvi del bene. E che cosa sceglie un cuore che ama? Che cosa sceglie un cuore che è veramente altruista? Sceglie la possibilità di aiutare gli altri. E alla fine Paolo scioglie questo suo dubbio, questo suo essere stretto tra due parti. L'idea è quella di entrare in una strettoia, quelle vie con quei muretti di pietra, che è così stretta da far sentire il muro da un lato e il muro dall'altro. Quindi Paolo dice: mi sento stretto da questi due lati, ma alla fine so, proprio perché vi amo con tutto il cuore, che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra, di nuovo la nostra parola, gioia nella fede, affinché, a motivo del mio ritorno in mezzo a voi, abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Cioè affinché voi cresciate ancora di più nella fede, lo possiate conoscere, possiate servirlo in modo maggiore, e quindi il vostro vanto davanti a Cristo, lui lo aveva accennato nei versi precedenti, quando vi presenterete davanti al Signore, vi presenterete pienamente, degnamente, e quindi il mio stare con voi per il vostro progresso sarà utile a voi per entrare di più nella presenza del Signore quando Lui vi chiamerà. E quindi in questo modo Paolo conclude le notizie che dà all'inizio di questa lettera. Dice: sono in prigione, ma sto portando avanti l'opera del Signore. C'è la possibilità che io sia condannato, ma ho speranza che sarò liberato, e se sarò liberato continuerò a servirvi nel nome del Signore. E poi il capitolo si conclude con una esortazione alla perseveranza, che noi leggiamo dal verso 27 fino al verso 30 del capitolo 1. È un'esortazione che Paolo fa perché uno dei motivi per cui Paolo scrive questa epistola è per avvisare i credenti di Filippi anche contro i falsi dottori, contro quelli che volevano insinuarsi per minare l'unità, e contro i nemici della Chiesa. E allora Paolo dice, verso 27, leggo: soltanto, quindi chiude il suo principio, dice: ora non vi do più notizie su di me, ma torniamo a noi. Dice: non vi preoccupate tanto di sapere se io tornerò da voi o non tornerò da voi. Fate questo, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano,
senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Ci fermiamo un attimo per commentare questo verso. Paolo dice: non vi distraete troppo dai miei fatti personali, perché io sono un figliuolo di Dio come voi e abbiamo tutti la stessa destinazione, lo stesso scopo, quello di incontrare il Signore. Quindi sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, voi dovete fare una cosa: dovete comportarvi in modo degno del Vangelo di Cristo. La parola che Paolo usa dicendo comportarvi, letteralmente è vivete da cittadini in modo degno del Vangelo di Cristo. Ora il senso non è vivere da cittadini della città di Filippi, ma l'idea è vivete come fanno i cittadini, cioè che rispettano le leggi del luogo in cui si trovano. Questo aspetto dei cittadini lo diremo più in là, quando lui parlerà della nostra cittadinanza come credenti nei cieli. È importante perché la città di Filippi faceva un vanto il suo essere una città, una colonia dell'impero romano. Essere cittadini romani per i filippesi, cittadini filippesi, era un titolo di onore e di grande orgoglio personale. Allora quando Paolo tira fuori l'aspetto della cittadinanza, ma sta parlando della cittadinanza spirituale, sta mettendo in contrasto proprio quell'orgoglio umano con l'orgoglio spirituale che i credenti devono avere. Noi, dice Paolo, dobbiamo comportarci con il rispetto delle leggi spirituali, comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. Cosa significa comportarsi in modo degno del Vangelo di Cristo? Significa vivere in un modo coerente con quanto si crede e con quanto si predica. Il Signore ci deve aiutare a vivere in modo degno del Vangelo, cioè dobbiamo essere coerenti. Non è sufficiente parlare di Gesù, anzi purtroppo molti hanno il nome di Gesù sulle labbra, ma la loro vita è incoerente rispetto agli insegnamenti della parola del Signore. E allora Paolo dice c'è uno scopo, e adesso lo approfondisce. Comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, perché la vostra testimonianza sia chiara, così trasparente, così limpida, che è capace di varcare i confini della città di Filippi e arrivare fino a me, affinché io senta dire di voi l'effetto della testimonianza. Paolo sapeva che se i filippesi si fossero comportati in modo degno del Vangelo di Cristo, lui ne avrebbe sentito parlare. Lui avrebbe continuato a dire: i filippesi stanno camminando degnamente, stanno camminando saldi nelle vie del Signore. E dice così: io verrò a sapere se voi vi comportate in questo modo, due aspetti del vostro cammino. Il primo, che state fermi in uno stesso spirito, cioè qui è una metafora militare. L'idea è del soldato che rimane fermo sul campo di battaglia e non si lascia smuovere. Lo dirà perché ci sono dei nemici che probabilmente chiedevano conto della testimonianza dei filippesi, e quindi Paolo sta dicendo: se voi vi comportate in modo degno del Vangelo, io innanzitutto verrò a sapere, perché la testimonianza arriverà lontano, verrò a sapere che voi rimanete fermi nel combattimento, voi non vi lasciate scoraggiare, continuate la battaglia incrollabili. E poi dice: state fermi in uno stesso spirito, e poi combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Questa parola combattere insieme in realtà non parla più della guerra, non è una parola militare, è una parola sportiva. E il verbo combattere è il verbo da cui noi in italiano abbiamo la parola atleta, e questo ci fa capire che la metafora è sportiva. Però dice Paolo che voi combattiate insieme con un medesimo animo. In questo caso non sta dicendo che ogni singolo credente rimane fermo nella fede,
che l'ha detto prima. Sta dicendo che voi insieme, come comunità locale, uniti, fianco a fianco, combattiate gareggiate questo combattimento sportivo con l'aiuto l'uno dell'altro, con un medesimo animo, per nulla spaventati dagli avversari. Se farete così, dice Paolo, questo diventerà una prova di perdizione per i vostri avversari e per voi diventerà una prova di salvezza. Cioè, se voi non siete spaventati dagli avversari, se rimanete uniti, se vi incoraggiate, se come in una gara, come se foste una squadra, combattete e vi sostenete per rimanere saldi contro gli avversari, non avrete paura e la vostra assenza di paura diventerà una prova per gli avversari che loro non sono nella verità. In che modo questo? Non avere paura. E forse questo riguarda proprio questo periodo storico in cui questo virus sta spaventando migliaia e migliaia di persone. Non avere paura come credenti diventa per noi la prova, la dimostrazione pratica che noi abbiamo una speranza che va al di là di ogni malattia ed epidemia di questa terra. La nostra speranza è la vita eterna. E quindi se noi dimostriamo di non avere paura, noi stiamo dimostrando che davvero il nostro cuore è nelle mani del Signore, che davvero la nostra vita è prospettata verso l'eternità e noi stiamo vivendo per il cielo. Ma nello stesso modo diventa prova per chi non conosce il Signore che quelli che non conoscono il Signore la certezza della vita eterna non ce l'hanno. Infatti loro dicono: come mai voi non avete paura mentre noi abbiamo paura? E allora scoprono che noi non abbiamo paura perché sappiamo che andiamo col Signore e loro hanno paura perché non hanno la certezza di andare col Signore, quindi diventa una prova di perdizione. Ora non è questa un giudizio, non è una minaccia, anzi la prova di perdizione serve agli increduli proprio perché loro possano andare al Signore con tutto il cuore e quindi venire salvati. Verso 29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. E Paolo incoraggia i Filippesi dicendo: fratelli, non vi prometto che non soffrirete mai. Gli avversari ci sono e probabilmente vi perseguiteranno, ma è una grazia non soltanto credere in Cristo, è una grazia anche soffrire per Cristo e sostenere anche voi forse la lotta che mi avete veduto sostenere. Si sta riferendo al passato, probabilmente quando loro hanno conosciuto Paolo, quando lui era in prigione a Filippi. Mi avete già visto sostenere questa lotta e nella quale ora sentite che mi trovo di nuovo. Voi sapete che sono di nuovo prigioniero, e quindi sta dicendo: mi riferisco alla prigionia a Filippi di tanti anni fa quando è nata la Chiesa e ora sapete che mi trovo di nuovo in prigionia a Roma. In un modo o nell'altro voi forse potrete in futuro condividere questa sofferenza. Non scoraggiatevi, non abbiate paura, perché in questo modo voi continuerete a testimoniare in modo potente del Signore. E così si conclude il capitolo 1, che se volessimo riassumere in pochissime parole, il capitolo 1 dice: gioia nella sofferenza. Paolo sta dicendo c'è la prigionia, sta ricordando ai Filippesi che ci sono i problemi, eppure in tutte queste cose c'è la gioia del Signore. E così iniziamo il capitolo 2. Si apre con un esempio di ammaestramento nell'umiltà, ma prosegue il discorso. E in questo capitolo, partendo da un approccio pratico dell'Apostolo, Paolo in qualche modo si ferma e apre il suo insegnamento
a un brano glorioso di altissima teologia che presenta il mistero dell'incarnazione di Cristo, e lo fa Paolo proprio perché vuole dare un esempio straordinario che lasci tutti con la bocca chiusa riguardo all'esortazione di essere umili e uniti. Così inizio a leggere il capitolo 2 dal verso primo. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Paolo probabilmente è consapevole che la chiesa di Filippi può essere attaccata e allora dà un suggerimento e lo fa facendo pensare a questi credenti a quanto ha appena finito di dire nel capitolo 1. Dice: se vi è dell'incoraggiamento nel Signore, se vi è un conforto d'amore, se vi è comunione di spirito tra di noi, e quarto punto, se vi è anche a livello umano tenerezza d'affetto e compassione, questi sono termini uniti nel testo originale, quindi se siamo stati incoraggiati tutti insieme, se siamo stati consolati, se siamo stati confortati dall'amore reciproco, se abbiamo comunione di spirito, se abbiamo gli stessi intenti spirituali, se c'è affetto fraterno, e io so che queste cose ci sono, perché ce le siamo appena dette. Nel capitolo 1 vi ho detto che vi amo, mi ricordo che voi mi amate, quindi queste cose ci sono, fratelli, quindi se ci sono, Paolo dice, verso 2 del capitolo 2, rendete perfetta la mia gioia, letteralmente portatela al culmine, riempite la mia gioia. Quindi come se la gioia di Paolo fosse contenuta nel suo cuore, è già quasi al massimo, ma manca ancora qualcosa e Paolo sta chiedendo, fate in modo che arrivi al culmine la mia gioia. In che modo? Avendo un medesimo pensare, e letteralmente pensare la stessa cosa, quindi avere la stessa direzione, avendo un medesimo amore, quindi l'amore del Signore, essendo di un animo solo, letteralmente essendo unanimi, quindi in perfetta sintonia, e di un unico sentimento, cioè con un unico pensiero, non che tutti pensino nello stesso modo, ma che il pensiero di tutti vada nella stessa direzione, quindi che abbiate lo stesso scopo. Verso 3. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Quindi Paolo dice: cercate di essere umili. Se sarete umili potrete essere uniti. Se non siete umili vi potete scordare l'unità, scusatemi. Quindi dice Paolo: la mia gioia sarà perfetta quando vi saprò perfettamente uniti, ma per essere uniti dovete essere umili, perché se sarete umili voi farete un passo indietro riguardo ai vostri interessi personali e stimerete gli altri superiori a voi stessi. Quindi siate umili e cercate non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Facendo in questo modo vi sarà garantita l'unità. E questo lui lo dirà, adesso farà una parentesi gloriosa riguardo a Cristo Gesù, parlando di quella che in teologia si chiama la kenosis. Ma lui adesso fa una parentesi, ma riprenderà questo discorso per dire: guardate che è necessario che siate uniti, quindi è ancora più necessario che siate umili, perché la vostra umiltà contribuirà alla vostra unità.
E dice Paolo, e quindi qui parte con la spiegazione, ma non abbiamo il tempo di affrontarla, lo faremo la prossima volta. Dice: abbiate in voi, e qui dà un esempio. Non sta semplicemente dicendo vi sto calando dall'alto una verità, è un dogma, accettatelo così com'è e fatelo. No, sta dando un esempio. Sta dando un esempio chiaro, un esempio terreno, in modo che i filippesi possano avere l'idea molto chiara di che cosa significa l'umiltà di cui sta parlando Paolo. Verso 5 del capitolo 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Quindi il vostro esempio è Cristo Gesù uomo, Cristo Gesù, colui che è figlio di Dio nella gloria, si è spogliato di ogni cosa, si è umiliato e l'ha fatto per salvarci. Quindi questo è l'esempio che porta l'Apostolo Paolo e chiaramente davanti all'esempio di Cristo ognuno di noi rimane ammutolito. Paolo sta dicendo: guardate che Cristo non è soltanto esempio di gloria, è anche esempio di umiltà, e attraverso il suo esempio noi possiamo sapere fino a quanto dobbiamo spingere la nostra umiltà, fino a quando dobbiamo morire a noi stessi, fino a quanto l'ha fatto il Signore. E il Signore ha dato tutto, quindi ognuno di noi è chiamato all'umiltà, a stimare gli altri superiori a se stesso. Paolo lo dirà parlando della relazione di Cristo col Padre, della relazione di Cristo con lo Spirito, proprio per far vedere come il Signore si è umiliato nella massima ubbidienza, e lo farà in questo passo glorioso che va dal verso 6 fino al verso 11, che si conclude con ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ma questa parte la vedremo poi, Dio volendo, la prossima settimana. Continuiamo a considerare nelle nostre case questa epistola, questa esortazione alla perseveranza, questa esortazione a vivere in modo degno del Vangelo, questa esortazione a essere uniti e a essere umili per stimare i fratelli superiori a noi stessi e contribuire quindi alla testimonianza forte della Chiesa davanti a un mondo di avversari. Il Signore continui a guidare la nostra vita perché possiamo mettere in pratica quello che stiamo considerando verso per verso della parola del Signore. Io ho concluso con la preghiera che Dio possa continuare a parlare ai nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che vivifica la parola del Signore perché possa portare vita nei nostri cuori. Il Signore ci benedica.